Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo quanto accaduto nella sua città, ha indetto per venerdì prossimo una marcia dei 200 passi nella zona dei delitti. L'iniziativa, spiega il primo cittadino di Naro, è dovuta ai fatti di inaudita violenza che ci hanno tristemente portato alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali. Con la barbarie che ha caratterizzato l'uccisione di Dele e Maria hanno raccolto lo sdegno, la solidarietà e il dolore profondo di una popolazione, quella narese, profondamente ferita in quelli che sono i suoi valori e la sua educazione al rispetto dell'altro. Per questo, scrive Maria Grazia Brandara, conoscendo l'umanità propria dei miei concittadini, ho voluto organizzare una marcia dei 200 passi che insieme svolgeremo nel tratto di strada tra le abitazioni delle due vittime il giorno di venerdì 12 gennaio alle ore 17. Ci sarà un momento di raccoglimento e di commemorazione in piazza Cesare Battisti davanti alla chiesa di Sant'Erasmo e a conclusione della marcia dei 200 passi fra via Vinci e Vicola Venia, dove sono avvenuti 2 omicidi, verranno portati dei fiori davanti alle porte delle case delle 2 donne uccise. Proprio da piazza Cesare Battisti partirà la marcia dei 200 passi, alla quale dovrebbe prendere parte, arriverà alla conferma nelle prossime ore, anche il console della Romania, che è stato da me invitato. Per questo, per testimoniare ancora come abbiamo da subito fatto il nostro impegno collettivo contro la violenza. Invito pertanto, scrive Maria Grazia Brandara, i cittadini, associazioni e i tantissimi che hanno vissuto come lutto personale la morte di Dele e Maria a partecipare alla manifestazione che sarà un tributo silenzioso e commosso verso 2 donne che mai avremmo voluto rappresentassero in questo modo l'affermazione della loro libertà di opporsi a una prevaricazione e a una violazione della propria volontà. Intanto, per la cronaca, il GIP Iacono Manzullo ha convalidato il provvedimento nei confronti di Omar Edgar Nedelkov, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Delia Zarnisco e Maria Russe, e sono emersi i dettagli di un vero e proprio racconto dell'orrore. La procura di Agrigento, nella richiesta di convalida del fermo, vede le carte della delicata inchiesta sul duplice omicidio in cui risulta indagato il 24enne rumeno, a cui viene contestata anche l'aggravante della crudeltà. Il GIP, nell'esaminare gli atti, ripercorre quei minuti di lucida follia in cui emerge una personalità violenta e incapace di controllare gli impulsi.